Un saluto a tutti e bentornados a un'altra puntata de Noisis Filosofia in Sardu. Seguimos su cammino nostro in sa presentazione su penso filosofico e faidiamo in questa puntata su sa chiesta sa dibatta contemporanea che ha caratterizzato su secolo colato e poi siamo a biere finza sa mano a mano sa dibatta che caratterizza da sal DLDO. Partimos in questa disamina de sol esponentes massimos de questa dibatta contemporanea proprio da gusto che viene definito su dibattito, sa discussione, sa resonu a pizzo desa modernidade e soprattutto in Germania a cominciare da sos annos 60 de su secolo colato beste una renaschida de questa che viene definita sa filosofia pratica, che chiede un interesse filosofico pro sos temas mannos de sa morale, de su diritto e de sa politica e sta a narrare pro questa sa disciplina che pertoccana s'aspetto pratico, proprio filosofia pratica, come è ben definita con una locuzione latina, de madrighe aristotelica. Su primo filosofo che agattamos è Jürgen Habermas, che è un esponente della scuola di Francoforte. Noi quando abbiamo affrontato la scuola di Francoforte abbiamo già ido a toppato questo filosofo Habermas. De Habermas ammentiamo sa teoria dell'agire comunicativo del 1981, in cui su filosofo afferma da questa situazione linguistica ideale in uno discorso este gussa consensuale, in sa quale sos interlocutores questionano in un piano de paridade e rispettano salvatore regolas de fundamento de sa comunicazione che sono sa comprensibilidade, sa veridade, sa veridicitade e sa giustezza. Su fine este gusto de imbattere a una filosofia razionale, dunque universale, de sos principios desagire. In questa figura analimos de Habermas, ma in sa dibatta contemporanea, agattamos a bisumeu due termines crae, che sono democrazia, in su senso de desagire comunicativo, e dunque finza una dibatta che deve essere fatta si insegna desa democrazia, deve essere un scambio paritetico, possiamo narrare, entre duos interlocutores e finza podimos biere come beste aspetto proprio della comunicazione del suo linguaggio che caratterizza da finza sa buona parte della filosofia analitica de madrighe anglosassone che si pone de commente una alternativa a questa che viene definita sa filosofia continentale europea, che in questo periodo tenimos da una banda proprio sa che appoggiai mentuato e sta narrare sa filosofia continentale europea e finza da satrala sa filosofia possiamo narrare anglosassone e duca chi leada e chi agatta l'espressione in questa che viene definita sa filosofia analitica che anda da indagare proprio sos aspettos legados a sul linguaggio. Vediamo Wittgenstein, Richard Rorty, finza sa Rorty è considerato un post sa filosofia su filone post-analitico e gase a sigare tenimos metas autores che si occupano proprio de analisi di suo discorso e di suo linguaggio. Un'altra personalità di importo è questa di Carlo Otto Appel, serente a sa esposizione di scuola di Francoforte, abbiamo già io sul francoforteso, totus a Horkheimer, Adorno, sa critica che so Wagner desa civilidade industrializzata e de questo che sono sos pericolos vinza in ambito comunicativo desa comunicazione su senso de alienazione che finza sul medios massivos sa televisione e sul medios massivos in generale arrecana assomine. Si è schierato Apple con Habermas a favore di una critica dell'ideologia e della fondazione di un'etica del suo discorso. Intre sos saggios suos de fundamento ammentamos l'idea di limba in sa tradizione dell'umanesimo da Dante a Vico, quest'opera di Apple è del 1963, a postisi pubblicata in su 73 trasformazione della filosofia.
poi discorso e responsabilità su problema di una transizione a una morale post-convenzionale, quest'opera è del 1988. Apple ha cerfido mudare la filosofia colande da un accostamento solipsistico e cussenzialistico a un accostamento linguistico comunicativo. Torniamo sempre ai due, come aspetto linguistico e comunicativo, una valenza di fondamento in sa dibatta della contemporaneità che stiamo proprio affrontando in questa sede. Isso è contro l'antifondazionalismo e sta narrare la tendenza che non vi siano conoscenze ultime fondate apoliticamente e sta narrare in maniera dimostrativa necessaria, possiamo narrare sul discorso apolitico e proprio sul discorso dimostrativo. Apple sostiene che vi siano calincunas evidenzias zeltas e che non si può essere postas in duda queste evidenzias e sta narrare queste evidenzias collegate a sa situazione argomentativa e sta narrare su fatto matessi de argomentare. Se me le damos subra sa prassi della comunicazione, nos abbiamo che essa è governata dai regolas che espressano un'esigenza universale e de validità. Pro Apple non è possibile scetticismo. In canto uomines, e sta narrare essere che pensano, faeddano e comunicano, siamo ad esempio collocati a intro della ragione comunicativa e delle regolas argomentativas suas. Apple è convinto dell'esistenza di un punto archimedico della sabidoria contro a salvarias formas de relativismo, de scetticismo, de falsificazionismo e debilismo che si sono sviluppate in su corso de su noigentos. Ducas, issu crede in una trasformazione della filosofia de ponere in atto pro medio de un attobio della tradizione europea continentale con cussa anglo-americana di tipo analitico. Su filone de pensu che è andata ammonnato da Peirce fino a Wittgenstein Prusommanco si assiste in questa maniera a una trasformazione semiotica intesa la semiotica come teoria del sinnoso e questa trasformazione semiotica del sugantismo che consiste in sa identificazione de su a priori de Kant, che abbiamo già idu, con su linguaggio inteso come sistema de sinnoso e come condizione preliminare e universale di ogni accostamento a sa realidad. E in secondo luogo, in supponnere invece de su deo penso, che abbiamo già attoppato questo puro quando abbiamo validato de Kant, in supponnere invece di Sudeo penso fuinande entidade, che è un'entità astratta, sa comunità concreta de solfaidante, se che Sudeo penso benibidu come proprio un'entità astratta, finza Kant faida de centro unificadore che accolle tutte le conoscenze che la sensibilità nos data in questo senso. Dunque, isso si serve di desugantismo, Apple proprio può fare una trasformazione semiotica in questo senso e dunque dando validità vinza reale a sa teoria kantiana che finza quando va da Dio penso che è un'entità astratta molnato Apple lo applica lo trasforma in sa comunità concreta de sol faidantes. Denoges idea di una semiotica trascendentale che ha come oggetto di indagine al normas a priori, a molbidu vinza in Kant che quando va da trascendentale non è qualcosa che è ultres esa realidad, ma qualcosa che la prezzedi, di questo è su significo narimoso prusu verdadero di su termine trascendentale e Apple che refagere proprio questa semiotica trascendentale che ha come oggetto di indagine al normas a priori universales e necessarias di ogni discorso significante. Questa norma Apple las identifica con salvato regolas già identificata da Habermas e sta narrare sa comprensibilità, sa verità, sa veridicità, sa giustezza. Questa regola las abbiamo già mentuata a sincominzo di questa puntata e questa salvato regolas implicano tutta una serie di postulati trascendentali e disargomentazione. E sta a narrare l'esistenza di atteros soggetti che argomentano di un mondo reale e che si può conoscere.
E duoso, sa possibilidade dell'ompere a un accordio supra su sensu de sa valididade de sos enunziados, e su puntu 3 consistidi in sa pariteticidade de sos suggettos che argumentano chi depene dunque avere direttos e doveres uguales. Apple intende sa necessidade di una macroetica planetaria, issu vaghe una distinzione intre microambitu, che est sa famiglia, su matrimoniu, su bighinadu, e poi beste su mesu ambitu, chi pertocca da sa politica nazionale, e infine su macroambitu, che est s'umanidade in su complessu sou. Sas morales tradizionales sunt collegadas a una visione particolare e metafisico-religiosa e ancoradas a vinzas a contestos geograficos o culturales specificos. Custas morales de gruppo sono privas de universalidade e in guerra intre issas. È necessario pro custu avere un'etica razionale e universale. Sol filosofos de tendenzia neopositivistica e analitica han escluido la possibilidade di un'etica fundata in maniera razionale e riduendo sa morale a una serie de severos suggettivos. Apple crede che sas regulas a priori des argumentazione sul relativos postulados trascendentales, che amos già idu, permittono di fregare un'etica della comunicazione razionale e universale. Apple crell'ompere dunque a un ideale de sociedade democratica composta da individuos liberos e uguales, capazos di andare di accordo intre issos in maniera pacifica e razionale, e intende desa necessidade di un'opinione pubblica mondiale critica, chi si pronunzia da supra sos temas amannos desa desa politica, desa ecologia e de atros temas. Custu pro su chi pertocca sa prima parte de sa filosofia moderna contemporanea, mezzo questo rientra da già in s'ambito de sa dibatta contemporanea, però siamo sempre in questo che viene definito un vagus ambito de sa modernidade. Invece se entra da come in gioco un altro concetto che è meta d'importo che ha caratterizzato buona parte del suo secolo golado, faidamos della seconda parte, e sta a narrare su postmoderno, come è bene definito, che in origine non è un termine filosofico, è stato impiegato in sos annos 30 del suo Noigentos per indicare un movimento in contrasto con su modernismo letterario des storico vinzas a Arnold Toynbee pro designare l'imperialismo a sa capo del secolo XIX. A partire dai anni 60 del secolo golado è stato impiegato in sos Estados Unidos e finzas in Europa per indicare sos assettos mudados desa sociedade post-industriale. A sa capo de sos annos 70, grazie a Jean-François Lyotard, è stato impiegato in ambito filosofico. Da questo momento sono stati marcados come postmodernos, sul filosofo secondo sos cales esa modernidade est esaurita, non besprusu, est qualche cosa de su tempus coladu. Secondo isso, sa modernidade, su periodo che anda da filosoficamente vaidante, da Cartesio a Nietzsche, est caratterizzata da sa tendenza a creare a visiones onnicomprensivas de su mondo, a pensare in termini de novidade e baricamento de su che è stato in su tempo scolato, cioè è sta narrare che su nou e il mezzo e su ezzo è baricato. Pensiamo vinzas a questo proposito a sa concezione de sa modernidade intesa vinzas da su punto di annotto storico, storicamente quando si va dall'età moderna è metas storico la pone in contrasto con s'età de mesu, età de sa barbarie, età appunto de sas cosas su secolo senalughe de sa età de mesu in contrasto a sul secolo luminoso invece de sa modernidade. Finzas in epoca dell'illuminismo, questo concetto de sa modernità, dell'idea del progresso, che l'illuminismo ha zutto innantisi, fu in contrasto con tutto su pensu colato e con sa edades coladas, come questa vinzasa medievale che veniva via come edade della barbarie.
E duncas a beste su leggere storia finzas in termines de emancipazione, sta a narrare un percorso progressivo pro l'ompere a sa liberdade, a s'ugualidade, pro medio de istrumentos pro lo realizzare, e sta a narrare sa diffusione de sollumenes, rivoluzione proletaria, conquistas de sa tecnoscienzia. Poi si vinzas un'altra caratteristica dell'edade moderna è su concepire l'uomo come ente dominatore della natura. Pensamos a questo proposito a sa figura finzas de Francis Bacon, Francisco Bacone, che ha concepito l'uomo che depia da dominare la natura, esaltare la scienza, identificare finzas sa ragione con sa ragione scientifica e infine finzas a gusto de pensare secondo le categorie de unidade e totalidade. Queste sono tutte le concezioni che la filosofia postmoderna pone in duda, pone in discussione, pone in dibatta. Sos postmodernos ite sostenini concretamente? Innanzitutto la disconfianza, in italiano si dice andare la sfiducia, sa disconfianza in sal macros sabidorias onnicomprensivas e legittimantes e sa proposta de forma debiles come ente gusta de Gianni Vattimo. Vattimo è uno dei suoi esponenti e dei suoi ben definiti su ben su debile o instabiles come ente ben indefinidas come ente Lyotard proprio de razionalidade, formas debiles e instabiles de razionalidade. E poi beste da parte de sos postmodernos su refudu des enfasi de su nou e de sa categoria avanguardista de su barigamento. Questo superamento, si di annare fino che pure in italiano, su barigamento de tutto gusta chi est che sono sas cosalbezzas. Su postmoderno si caratterizza da imbezzes come ente a cabo de tutto as avanguardias. Un altro punto è sul refudo dell'istoria come ente processo universale e necessario. Su refudo desidentificazione desa ragione come ente tecnico e scientifica e sa concezione desumine come ente mere incontrastato desa natura. Su preferrere finzas a su paradigma desa molteplicitade con forma gussu desunidade. Su mundu non est unu, ma medas, secondo Vattimo. Dunque si lompede a una difesa desa plurivozidade e desa differenzia. A differenza però de sol francofortesos o chi in sol medios de comunicazione de massa bidian a istrumentos negativos de dominio o sos postmodernos o considerano sol medios de massa come elementos positivos de gales sia sociedade democratica. Da su punto di annoto politico, sa ragione de sos postmodernos est una ragione post-marxista e post-liberale. In dite senso, su senso che barigana proprio questa concezione propria del marxismo e della concezione liberale della società e della politica, che anda da oltre esas categorias vinzas de diretta e de manca a livello politico, conservazione e progresso. Sos postmodernos sostengono as politicas incentradas subras ecologismo, su pluralismo, su multiculturalismo, sa defensa des minorias e subra su rispetto de ogni forma de diversitade. Dunque beste proprio una dibatta de interesse umano, si collocano proprio ultrese tutte queste ideologias mannas che hanno caratterizzato fins a sottigentos e sa modernidade in generale, è chiaro. Salmadrigues culturales e intellettuales de su postmodernu andano chilcadas in autores come Nietzsche e Heidegger. E già in Nietzsche ben considerato, parese con Marx e Freud, un maestro del suo sospetto, in su senso che pone in duda tutte queste incrostazioni che si sono tentate in su corso del secolo, però in su caso del marxismo s'abbarra ancorados a una ideologia ben definita e questo su postmoderno non la potete accettare, ma che era andare ultrese, però narimoso chi invece Nietzsche e intre sos autores, ma vinzas a Martin Heidegger, considerados come ente sos intellettuales di riferimento vinzas de sos postmodernos. E gustos intellettuales hanno cercato
criticado sa modernidade, sa tradizione occidentale. In su posti strutturalismo francese vinza sa anda chilcada sa matrice filosofica di su postmoderno. In sermeneutica, amo già topato Gadamer, è proprio scienza disinterpretazione, in se epistemologia post-positivistica. Dunque, un bago tutto questi elementi sono selbini proprio po' aeree, ma una clarezza maggiore può definire mezzo su la mentalità post-moderna. Per essere preciso su termine post, non chiede narrare un barigamento del su moderno, non è proprio gusto su significa, ma educa un contrasto radicale a sa modernità, non è gusto su senso. Su questo colato non può essere annullato, ma deve essere tornato a visitare, una rivisitazione, bigherete, di tutto su chi ha caratterizzato su tempo scolato, e dunque sa idee che si sono sviluppate in sol secolo, che hanno precedito questa data definita postmoderna. Che hanno contribuito de bruso a elaborazione filosofica del su postmoderno sono già mentuato Lyotard e Vattimo. E Jean-François Lyotard narimoso che è un filosofo francese, su manifesto o atto del nascita del suo postmoderno filosofico è proprio un'opera sua del Lyotard, la condizione postmoderne, che è un'opera del 1979, proprio scritto da questo filosofo francese. Il suo è di formazione fenomenologico marxista, appustisi è accostato a sa posizione del suo post-istrutturalismo, beninde posca a sa teorizzazione del suo post-moderno. Lyotard liga su postmoderno a sa ennida de sas sociedades industriales avanzadas e informatizadas. Sa modernidade, secondo Lyotard, è caratterizzata da questa che si definini narraziones mannas, le grands récits, come si narra in francese, meta contados, sta narrare meta-racconti si può tradurre in italiano, o meta-narraziones, meta-recit. Sal metanarraziones principales della modernità sono l'illuminismo, l'idealismo e il marxismo che cercano di serrare su senso della realtà in un principio unitario de pare a pare, e dunque sa ragione, si spiritu e sa materia. Questo è nadimoso un vago a Zumeledu che Lyotard vaghe a pizzo della postmodernità, e dunque sa tutto questo meta-recit, questo meta-contos o meta-narraziones deve essere di fatti barigadas e l'omper invece ad una rivisitazione di questo concetto che hanno precedito su penso postmoderno. Altro autore meda importante è Gianni Vattimo, che è considerato su teorico prulmanno del suo postmoderno, nascido in Torino in su 1936, è oramai in pensione, ma è in attività, in su senso che finza sa tenere una veneranda età, però è un filosofo di sicuro che ha lasciato un'impronta manna in sa dibatta contemporanea relativamente proprio al suo concetto del postmoderno. Isso è uno dei massimi esponenti di questo filone. È stato discente di Luigi Parison e ha studiato finza con Gadamer. Dunque, Vattimo pure conosce bene l'ermeneutica e il suo problema legato proprio a questo filone filosofico. È studioso di Nietzsche e Heidegger e isso pensa che questo due filosofo sono gli ispiratori del suo postmoderno, come abbiamo già detto. Vattimo ha insegnato in Università di Torino dal 1964 a 2008.
Intres opera suas principales aumentamos de siguru s'introduida Heidegger de su 1971, su ben su debile, che è un'opera de su 1983, che è un vago su manifesto de questa concezione filosofica debile, commentiamo già nadu, e poi un'altra opera di importo de su 1985 si introduida a Nietzsche, e poi metasatteras chi Vattimo nos ha lassadu. E Vattimo è convinto che la modernità ha compreso oramai su tempo su proprio, che si storia bida come corso unitario e progressivo de eventos sia da accabata, e dunque si avvinza questa concezione storicista che abbiamo già ido. E isso ritenete che su passaggio da su moderno a su post-moderno si configura come un passaggio da un penso volte a un penso debile. Su penso volte o metafisico i test va data in nome di una verità, desunità, desa totalità, e pretende di vrunire fondaziones assolutas de su conoscere e de su fagere. Invece, su pensu debile o post-metafisicu refuta da sas categorias foltese e sal legittimaziones onnicomprensivas desa tradizione e rinunziata a una fondazione unica, ultima e normativa. Ducas beste proprio sa prospettiva de Vattimo si inquadra in questa seconda, che è curso definito penso debile o post metafisico. Su penso debile è dunque una forma di nichilismo, in su senso di ausenza di fundamentos e in benini a sagattare somine post moderno. Infatti, a saruta desal certezas e desal veridades istabiles. Beste proprio una rotta di tutte queste cose che funi motivo de certezza, qualche cosa de acquirido una volta prodotto. Invece, secondo Vattimo, sia da proprio una posta in dibatta, in discussione di tutte queste certezas e veridades istabiles. Contra a sol francofortesos, Vattimo sostiene che i medios massivos non solo non producono una omologazione generale, ma s'arrevessa radio, televisione e giornales sono divennidos elementos de greschida de Weltanschauungen e sta narrare de visiones de su mondo. Dunque Vattimo pure non biede sol medios massivos commente sol francofortesos in maniera negativa. Sol francofortesos amos già nato, lo ripeto, Galo un'altra volta, che viene proprio sul medios massivos come un pericolo che aliena una somine, che pone una somine in una condizione di essere influenzados da tutto su chi narrano in sul medios massivos. Invece Vattimo viene sul medios massivos contro la concezione del sol francofortesos come un'opportunità di si fare visione del suo mondo, come elemento di pluralismo, come elemento di informazione. E dunque sa società postmoderna è un mondo di culturas plurales, una società babelica in cui si toppano linguaggios, razzas, maneras di vivere differentes. E questa società è costituita sa mezzus premittida a una forma di emancipazione basata sopra sos ideales di pluralismo e di tolleranza e sta narrare a un modello di umanità più aperto a su dialogo e a sa differenza. Inoltre, fatto un inciso medalestro, che uno potete essere di accordo o non di accordo secondo questa posizione. Di tutto un'aro, potete parere de primo a chi tu una qualche forma questa de Vattimo del relativismo, in cui tutto è su contrario di tutto, oppure potete essere interpretata come chi non bisiene formas assolutas de sapidoria, ma educa un qualche cosa di penso più debile, un penso liquido, in su senso che non bisogna puntos di riferimento. Però effettivamente se pensiamo, bisogna finza a riferimento culturale meda di importo, soprattutto per chi tocca da l'idea di tolleranza, l'idea di pluralismo, l'idea di rispetto, l'idea di tutela delle minorie, l'idea di essere apertos a una società avanzata, tecnologica.
ducas custos puru un elementos de importu mannu e ducas barigare sa chieste sa modernidade in su sensu tradizionale de su termine potet essere bida commente in sa prospettiva de Gianni Vattimo commente una cosa finza positiva in su sensu de ponere in evidenza proprio sos aspettos de abertura, de pluralidade e de molteplicitade de visiones de su mundu. Pro accabare questa puntata, che devo fare un accenno vinzas a Richard Rorty, che si può ponere un vago più che come filosofu rappresentante della filosofia analitica, come uno può dimostrare esponente della tradizione post-analitica, e si è considerato più che altro un rappresentante di importo dell'area culturale postmoderna, pur usino este un postmoderno in senso istrinto, Rorty, nascido in su 1931 e molto in su 2017, di sicuro il suo ha dato un contributo umano a sa dibatta filosofica della contemporaneità. Appustisi di un primo periodo dedicato a suoi studi o dedicato proprio a sa tradizione analitica, a partire da suo traballo che si intitola da sa filosofia e si sprigo della natura. È un'opera gusta del 1979, Rorty l'ompe da una prospettiva a molnadu post-analitica e addirittura post-filosofica, caratterizzata da un recupero della tradizione pragmatistica americana. Pensiamo a autori come John Dewey o James. Rorty convida a si liberare da esa filosofia intesa in maniera tradizionale, che si configura da come un penso fundazionalista e epistemologico, in su senso che vi devono essere veritades fondadas filosoficamente, qualche cosa de zelto, de stabile. Secondo Rorty a essere accabata non è questa filosofia tout court, naradissu, ma sa filosofia orientata a una fondazione sistematica dell'essere e della conoscenza. Beste proprio un murico, potremmo narrare in saldo, cioè beste proprio una posta in duda de tutte tradizioni pregressas. A questa maniera de sabiduria il suo oppone desa post-filosofia che si concretizza da in sa chilca de maneras noas de vivere e de pensare. Sa filosofia non è prusus espressione privilegiata desa conoscenza, ma è una desa almedas bogese intro a una resunu complessivu desa umanità, sta narrare di una democrazia dialettica che vive de su confronto costante de sos puntos di annotu differentes sena pretesas de si abutinare uno con sattiru. Dunque, come amolbido in questa puntata, bisogna elemento meda di interesse. Capo fare un resumo, amolbido commente incomincia totus a dibatta sopra desa modernidade, amolbido sa figura de Apple e dunque sa finza su tornare alle aree Kant in un'altra prospettiva più realistica, in secondaria parte amolbido finza sa figura desa postmodernidade e dunque sa Lyotard, Gianni Vattimo, e dunque finza sa prospettiva nuova che beni che si da definire in questa porzione del secolo, da sos anni 60 plus o manco, finza a sos ultimos anni de su Noigentos e sos primos anni 2000, in ue medas di questi argomenti beni tornados alle aree in considero e sa dibatta si sviluppa con altre tematiche di fondamento. De sicuro, accabando sa puntata de oe, esos concettos de fundamento sono pluralidade, democrazia e Weltanschauung, e dunque sa visione di su mondo differentes che già con sa dibatta postmoderna si sono abeltas in una prospettiva nuova e fagene può narrare, gasi a narrare, lasciare un vago tutta la tradizione filosofica che esiste sviluppata in su corso del secolo, poi tutto in una prospettiva nuova in crae prusu contemporanea. Dio vostro grazie per la attenzione e vi do appuntamento alla prossima puntata. Adioso.